cucine, delle risate. Infatti ad aprire la nostra serata di moda non saranno le nostre modelle che vedremo in seguito, ma saranno dei piccoli modelli. Innanzitutto volevo ringraziare per averci dato l'opportunità come ASCOM di essere presenti a questa splendida serata, in questa splendida cornice che è Villa Italia, Musei Eventi e il nostro socio che è Superauto. Noi come ASCOM siamo ben lieti da partecipare a questi eventi e poi la serata è stata splendida, la sfilata anche, i vestiti sono stati meravigliosi, quindi una cornice veramente che merita. Un posto che merita e valorizzarlo con eventi del genere è veramente un piacere essere presenti e quant'altro. Detto questo, noi come ASCOM cerchiamo di essere sempre vicini ai nostri associati e di dare servizi che siano quelli tradizionali ma sempre di più avvicinarci al mondo attuale e quindi sempre di più cercare di portarli in servizi innovativi. Non a caso ultimamente ci stiamo spingendo sempre di più sul digital, tanto per dirne una, e su tutti i servizi che sono inerenti alla comunicazione e alla visibilità, perché crediamo che sia importante oggi più che mai essere presenti in questi nuovi canali di comunicazione e noi come ASCOM per cercare di far vivere il nostro commercio, il nostro territorio, spingiamo sempre di più in questo. Fare questi eventi, unirli al sociale, unirli comunque allo spettacolo, a Padova ce n'è bisogno perché ci sono tematiche che purtroppo la nostra città non sviluppa pieno e queste iniziative colorano e allo stesso tempo valorizzano dei talenti che sennò hanno detto un po' poco valorizzati. Stiamo organizzando un ambulatorio all'interno del canile perché anche i cani meno fortunati senza proprietario possano avere le stesse cure veterinarie che hanno poi i cani di proprietà. Quindi stiamo organizzando con dei fondi e con delle serate a tema come questa e anche tante altre e dei concerti una raccolta per avere tutte le attrezzature per poter fornire il massimo per quanto riguarda la sanità. Antoniana Mare Chiaro nasce da un progetto del birrificio Antoniano, birrificio di cui noi facciamo parte, ed è l'ultima nata in ordine cronologico. Fa parte di un progetto appunto nato con l'associazione Verace Pizzaioli Napoletani ed è stata creata apposta per essere la birra da abbinare alla pizza.
per antonomasia si sa che la pizza è la bevanda che viene accostata, la birra scusate, è la bevanda che viene accostata alla pizza, e abbiamo voluto trovare e cercare un prodotto che si abbinasse nel migliore dei modi.